Buongiorno, oggi è domenica 7 settembre, è finita la stagione estiva e inizia la stagione, diciamo, invernale, perché oggi vado con i miei Skirol di marchio Marve a fare una attività da qui, dalla fermata Sassi Superga, dalla tranviaria. Dietro questi porti c'è il tram. Il tram arriva a Superga, invece io non vado neanche con il tram, neanche qui alla fermata dove arriva anche il pullman, fermata Sassi, ma vado con questi piccoli Skirol. Oggi, come ho già detto, inizia la seconda stagione estiva e invernale. Inizia la stagione invernale. Però non vado con i sci, ma con i sci a rotelle. Da qui, dalla fermata fino a Superga, sono più o meno 4,5 km. C'è la strada sempre asfaltata, ultimi anni hanno riparato, e allora andiamo a vedere questa bellissima salita. Qui la strada è abbastanza stretta e devo stare sempre più vicino a parte destra, perché a quest'ora può scendere qualche ciclista, perché se mi sposto a sinistra, se arriva una macchina, sì, lo sento e salgo su marciapiedi, invece se arriva un ciclista non lo sento, è meglio rimanere sulla parte destra. Questa era la prima mia salita con i Skirol. I primi anni, quando ho cominciato gli Skirol, o andavo con la scuola di Skirol, se no venivo qui a Superga a fare la salita. L'ho fatto che con tecnica classica che con tecnica skate. Intorno a Torino è la salita più vicina di Torino. Poi c'è la salita dal Corso Casale, ma quella è una strada scorrevole e lì
è proibito di andare anche con la bici. Invece qui i ciclisti hanno diritto di salire e scendere. E allora ho pensato di fare anche io, ma non con bici, ma con gli ski roll. Però dopo un paio di volte si trovava qualcuno che si arrabbiava e gridava, così che io poi tanto tempo non avevo voglia di tornare qui a fare di nuovo questa strada. Si trova qualcuno che non piace questa attività e inizia a gridare. E dopo tanti piccoli incidenti io ho deciso di non venire più qui. Così, se guardate i miei video con i ski roll in salita, io ho scelto di andare più lontano da Torino e cercare qualche strada dove è più turistica e nessuno non grida. Così ho trovato finestrelle, i cro a Pinerolo. E altre salite. Però oggi, siccome io non ho mai fatto qui il video con questa strada, allora per la ultima volta con i ski roll qui e prima volta con la videocamera, così registro tutto questo tratto. Magari qualcuno non è stato qui a Torino e ha piacere di guardarlo. Più o meno la strada, il mio record qui più o meno era 42 minuti con tecnica classica. E ho provato poi di salire anche con tecnica skate. Sono salito quasi in stesso tempo
ma è molto più impegnativo di salire con skate come con classic. Ecco, oggi a settembre, 7 settembre, c'è poco traffico e fino adesso da giù non è arrivata ancora nessuna macchina. Da su sono passati, ma da giù ancora no. Tutte le volte quando venivo qui a salire partivo anche in mattinata presto, partivo in buio. Oggi sono partito un po' anche in buio, ma con un quarto d'ora dopo è già arrivato la luce. È stretto e poi vanno così forti che ti fanno spaventare. Ecco, la prima macchina sta arrivando da giù. Mi sposto un pochettino. Così che la macchina riesce a stare in questa strettissima stradina. Dobbiamo fare più o meno 5 fermate di pullman. Ecco, guardate il sole.
il sole che è già su. Primi 500 metri abbastanza duri, più o meno difficoltà 7 da 10, e poi qua un tratto meno ripido. Che non fra tanto tempo finisce e inizia di nuovo ripido. La strada non ha discesi, sempre in salita, e a volte qualche pezzo è più in pianura. Poi la prossima provo anche con la bici a salire. Da una parte e dall'altra parte trovate delle vie 27, 28, 29, 65 che iniziano quasi sempre da fermata Sassi. Ventisette parti da Corso Casale, camminate un po' su Corso Casale e poi svoltate a la vostra. Qui la strada è meglio, rischiamo un po' a passare in controsenso. Si passa sotto il secondo ponte. È meglio stare sempre alla vostra destra, perché la macchina che arriva da basso basta togliere il piede dal gas e la macchina ferma da sola. Invece questa che va in discesa, se va veloce, l'autista riesce solo a girare un po' il volante e poi magari a togliere il piede e schiacciare un po' sul freno. Invece in salita lui va meno forte e togliendo il piede dal gas la macchina già inizia a frenare da sola.
Quando arriva da sola ancora va bene, però se arriva una da una parte e una dall'altra non vi resta spazio. E c'è un rischio maggiore, un rischio molto alto di tamponarsi. Ecco il secondo ponte fra un po'. E da qui abbiamo ancora 3 km. Più o meno 1 chilometro e qualcosa l'abbiamo già fatto. Questa salita mi ha aiutato tanto prima della gara di Marcialonga. A Marcialonga dall'inizio andate sempre più salita e un po' discesa, ma alla fine c'è un tratto di 2 km con dislivello di 200 metri, più o meno stesso dislivello come qui. E allenarmi qui ecco la fermata Villa Clara. Allenarmi qui mi ha dato un aiuto tantissimo poi in gara di Marcialonga. Io la gara di Marcialonga l'ho fatto 3 volte. Poi anche a Val Cassis, dove 30 km era in discesa pianura, e poi anche alla fine c'era una salita un po' di meno come a Marcialonga, ma anche come a Marcialonga ripida. Allenandomi qua ho sentito la crescita. Specialmente nella seconda e la terza gara, che la prima gara l'ho fatto piano piano, però poi ho accumulato dei punti e la seconda gara mi hanno già messo non alla fine del gruppo, ma mi hanno messo a metà del gruppo. E dove i sciatori erano più o meno del mio livello, perché se partite alla fine del gruppo c'è la coda, traffico, che proprio vi impedisce a andare veloce.
alla fine partono amatori anziani, donne, che non sanno bene sciare. E invece dal metà partono i sciatori con un grado di una conoscenza di sci, e i primi partono il gruppo di elite, squadre nazionali o sciatori famosi. A marcia lunga, per esempio, ha sciato anche Georg Dahlen, famoso norvegese biatlonista, Schipulin. E poi molti altri sciatori famosi. Non hanno vinto perché, anche se è una gara non del Coppa del Mondo, è una gara solo un World Lopet, Euro Lopet, e non arrivano i sciatori più forti, ma comunque loro non hanno vinto, né Schipulin né Georg Dahlen. Se guardate la classifica adesso, era prima di Covid, più o meno 10 anni fa, più o meno negli anni 14-15. Quando ha vinto il norvegese Georg Dahlen della nazionale norvegese 2. Ecco, anche sulla parte destra si trova un pezzo di asfalto più di qualità. Così non dobbiamo passare alla sinistra. Ecco un'altra salita dura, poi una pianura, e poi fino alla Superga c'è una salita più o meno come questa. Questa via così asfaltata non c'era quei anni quando venivo io qui. Si tratta più o meno 10-15 anni fa. Io le gare le ho cominciato nell'anno delle Olimpiadi a Sochi. E allora era dopo Torino 2006, poi 2010 Vancouver, era 2014. Allora più o meno 2015, 16 e 17 io ho fatto le gare di marcia lunga.
alcuni li ho fatto con non il mio nome, perché è molto difficile trovare un posto libero a trovare, a fare iscrizioni, voglio dire. Una volta ho sciato ho preso una maglia da una signora dal mio club che alla fine non ha voluto partecipare, però io ho fatto cambio nome. La prima mia marcia lunga ho avuto un incidente sulla strada. Mentre andavo su a Trento è scoppiata una gomma. Ecco il tratto che dicevo che si può fare doppio calo, pianura. Il tratto è unico tratto così in pianura. E allora è scoppiata una gomma. E io fino a sera tardi ho dovuto cambiarlo. Bene che era sabato e sabato era aperto ancora. Era aperto proprio vicino dal posto dove si è scoppiata la gomma. Era aperto un gommista e mi ha fatto cambiare una gomma vecchia, però ancora buona, perché io poi avevo con me meno di 50 euro, perché sono andato per solo 2 giornate e quindi per 2 giornate 50 euro mi bastavano. Non ho pensato che può accadere una cosa del genere. E lui mi ha regalato questa gomma perché ho detto che vado a sciare e fra un giorno torno e mi servirebbe una gomma per più o meno 500 km. E lui ha cercato una un po' meglio degli altri che era già da buttare e me l'ha regalata. E sono arrivato lì dove inizia la gara. Però sono arrivato a mezzanotte, quando tutto era già chiuso, perché il pacco gara lo dovete prendere prima delle 19. Pacco gara con il numero e poi fare anche un tipo di registrazione. Io invece sono arrivato tardi, a mezzanotte.
tutti gli alberghi chiusi. Io un'oretta ho preparato i miei sci e poi ho dormito in macchina. Al mattina mi sono svegliato presto. Come sono aperti i portai dell'ufficio di iscrizione della gara, io sono andato dentro a chiedere il mio numero. Il signore ha detto che è proibito di dargli il numero, ma siccome io ho pregato tanto, lui alla fine il numero me l'ha dato, ma senza il chip, e io ho scelto senza il chip. Però ho messo l'orologio e più o meno ho registrato 6 ore e mezza in 70 km. Sì, un risultato molto peggio di peggio, però alcuni arrivano anche doppio, in 12 e anche 15 orette. Io, siccome non avevo chip, è come se la prima volta non ho avuto la voglia di sciare. Poi no, voglia di sciare l'ho avuto, ma non ho avuto la voglia di spingere. Tanto già se arrivava anche il primo non contava senza il chip. E allora, come la prima volta, sono andato piano. Fermandomi quasi a ogni punto caffè, dove si mangia e si beve, e un'oretta solo ho perso a questi punti. Poi a un punto si doveva passare dentro questa bar e lì era così tanta gente che ho dovuto stare in fila mezz'oretta. Così la prima volta ho fatto conoscenza con il tratto, con la salita. Mi ricordo era una giornata molto calda e nelle alcune zone aperte al sole dovevo fare il bagno fino a ginocchio, era così tanta acqua. Hanno fatto 70 km di strada con neve artificiale.
Era tanta neve, più o meno mezzo metro. Però nelle alcune zone a mezzogiorno, quando già arrivavo io, sotto il ghiaccio e sopra un 20-30 centimetri di acqua. Non sono arrivato ultimo, però per me non era il scopo di arrivare tra i primi, ma era il scopo di partecipare, specialmente dopo l'incidente. Era a rischio che non arrivavo mai. Io ho cambiato la gomma, poi l'altra gomma da dietro era anche scoppiata, ma di poco, e dovevo sempre gonfiarla ogni 2-3 orette di guida. Poi la seconda marcia lunga sono già andato con un giorno prima, con un po' di più di soldi. No, in realtà ho sbagliato. La prima mia marcia lunga, no, sono arrivato io tardi, ma l'incidente è stato nella seconda marcia lunga. Sì, ho sbagliato io. Sì, mi ricordo che era la seconda e ho parcheggiato là in basso, perché la gara era da 54 km la secondo anno e non da 70, perché anche in quell'anno non c'era neve e hanno dovuto preparare la pista con neve artificiale. Allora l'incidente è stato nella mia seconda gara. Nella seconda gara avevo il mio nome, ho fatto cambio nome. Per cambio nome ho pagato 20 euro, mi sembra. In realtà no, era la prima gara. Sì, perché io sono parcheggiato all'ufficio dei numeri, dove danno i numeri. E poi al mattino sono andato al start, al parcheggio dello start,
e ho lasciato lì la macchina. E mi ricordo che dopo la gara ho trovato un'altra gomma sgonfia. E anche in strada l'ho sentito un po' sgonfia. Però fino al parcheggio sono riuscito ad arrivare. Poi lì al parcheggio l'ho gonfiato. Sì, la seconda gara era... sono andato con il club. Insieme a loro sono stato in albergo una notte in posto della signora che doveva sciare. Ho sciato io. E va bene, tanto non importa quando è successo l'incidente, l'importante è che una gomma di scorta dovete avere. E poi la terza volta mi ricordo che sono andato in gara, ma ho detto che se non riesco a trovare un numero, scio così dietro senza numero, tanto non cambia niente. Sono arrivato con un giorno prima e là dove fanno cambio nome e registrazione in gara, i posti non c'erano più. Però io ho aspettato un'oretta lì vicino a quelle signore che danno il numero. E poi loro hanno detto che hanno che ci sono dei sciatori che alla fine hanno rinunciato, così posso sciare in posto loro con metà prezzo. Invece non riescono a farmi cambiare il nome perché era già tardi. E allora ho dovuto sciare con un nome di un ragazzo dalla Repubblica Ceca. Mi sembra che il cognome era Privcek. Adesso non mi ricordo bene, però tanto anche qui nessuna importanza. Così ho sciato con un altro nome. E poi i prossimi anni è arrivato la pandemia Covid. E io ho dovuto stare in casa
alcune gare sono chiuse per un paio d'anni, e dopo che è finito il Covid le gare si sono aperte, ma io non ho partecipato. Ecco, arrivato al bar. Qui si gira a sinistra. Si gira a sinistra e l'ultima salita. E siamo già sulla via della Superga. Ma anche se è una via ausiliare, comunque dovete stare attenti, perché possono, alcuni salgono e scendono alla Superga con le macchine. Oggi il traffico forse è il migliore di tutte le volte che sono salito sulla strada. Meglio di oggi non ho avuto. Poco traffico, pochi veicoli e anche pochi ciclisti. E nessuno non ha gridato. La cosa migliore, perché a me non mi piace tanto quando gridano. Ecco, ultimi 500 metri e siamo su. Poi non ho partecipato alle gare perché serve tanto tempo, e poi anche i soldi. Una gara, solo l'iscrizione più o meno da 40 euro in su. Se fate skate in classic sono 2 gare da pagare e minimum 3 giorni di albergo da prendere. E se fate le gare, poi in settimana se lavorate non si riesce a fare altro che sci da fondo. Invece io voglio fare anche discesa
un giorno discesa e un altro uscì da fondo, se non due. Però l'altro anno ho voluto iscrivermi a una gara in Austria, ma alla fine mi sono disiscritto. Quest'anno anche non vado in nessuna gara, perché quest'anno a Milano Cortina c'è le Olimpiadi e io ho preso una settimana per andare a guardare un paio di gare alle Olimpiadi. Così vado anche io a sciare e a guardare le Olimpiadi. E guardate la vista sulla basilica di Superga. Qui mi fermo mezz'oretta, un'oretta a mangiare. Ecco, oggi sono salito un po' peggio di altri anni, ma siccome sono salito con la camera, parlando, togliamo il ski roll e andiamo a prendere un posto sulla sedia, però qua la vista è scarsa, andiamo su altra sedia. A quest'ora quasi nessuno qui. Ecco dove c'è questo apparecchio. C'è un balcone con una bella vista.
basso sulla strada per scendere. Potete scendere sulla strada oppure su questa via che ho sceso io. E poi se volete fare trekking o trail running c'è questa stradina che scende nella foresta sulla via 28-29 e poi 65 che scende fino a Sant Mauro. 28-29 scendi a Torino, arriva a Sassi e poi potete prendere anche 27. Il percorso è abbastanza impegnativo non solo con i skirol ma anche con la bici. Sentite il respiro profondo del ciclista. In 4 km, 400 metri è abbastanza duro. Sono stradine in montagna che meno ripide in salita. E più o meno è come un colle della montagna, tipo il colle Monginevro. È più o meno uguale, però quello è più lungo. Dal Ulx si sale per circa 10 km fino a Monginevro. E se calcoliamo è più o meno stesso dislivello. Cambia solo la distanza, ma in 4 km anche lì abbiamo 400 metri e poi da 1000 si arriva fino a 1800. Se era più lungo era già una montagna, se era tipo 8 km si arrivava a 1200. Se il dislivello era come questa di adesso. Questa volta io scendo sulla strada. Scendiamo sulla stessa strada, ma al ritorno già abbiamo un'altra vista. Al ritorno la vista è un po' più spettacolare. In strada troviamo un paio di balconi dove potete fare una fermata e guardare la città in basso. Quella che facciamo noi. Mi fermo e poi faccio un paio di foto in questi punti aperti. Oggi è una bella giornata,
mi sono sentito molto bello di salire. Poi al ritorno con i schiroli in mano è meno pericoloso, riesco più facile a spostarmi sulla marciapiedi se passa qualche macchina o qualche ciclista. Perché i miei schirol non hanno freni e anche non hanno rallentatori. Poi la discesa è abbastanza ripida, è come fare una discesa di sci, di pista da sci, tipo di colore rosa o di colore intermedia verde o blu. Perché qui quando nevica, se nevica un 50 cm, si può sciare nella foresta sulla via di trekking estiva. Però qui nevica poco e se anche nevica un giorno 50 cm, toccate le pietre sotto. Ecco qui le direzioni. Se andate là in basso dove c'è la rotonda e il bar, a sinistra c'è Baldisero e Pino Torinese. Invece io giro a Torino e Sassi. Se volete guardare il video di mountain bike, Superga. Sulla via Cartman. È un video fatto sempre di me, l'ho fatto io. È un video che trovate i percorsi di mountain bike nella foresta e poi discesa a Pino sempre nella foresta e poi sulla statale, perché lì da Pino non ci sono le vie che scendono. Ho dovuto uscire dalla foresta e prendere la statale fino in basso. Qui come percorsi per le bici forse la migliore è 28-29 e poi anche 65 e altri non li conosco, ma quella che ho fatto io da Pino Torinese è proprio brutta. Ecco, se non avete voglia di scendere camminando, qui c'è la fermata del Pullman 79 che arriva sempre a Sassi. Al ritorno già prendiamo la parte sempre destra, in salita era a sinistra. Ecco, sta arrivando qualche macchina, io mi fermo e mi sposto un po' più vicino al muro, così sicuro la macchina non mi fa nulla. Oggi ho trovato proprio una bella giornata con sole, poco traffico e poi riparata. Questo pezzo di strada nera non c'era prima. 10 anni fa, quando ho cominciato, era come qui dove è più grigia.
e poi i prossimi anni hanno cominciato a riparare, ma dopo i conflitti io ho perso interesse di venire qui con Ischirol, specialmente. Con altre cose sì, penso ancora di venire qui a fare ciclismo e magari una volta di fare la strada 27, 28, 29 e anche la 65, di fare qualche trekking nella foresta e fare il video. Per tanti di voi forse vi piacerebbe guardarlo su YouTube o sul mio canale, specialmente questa stradina. Al ritorno si cammina più o meno un'oretta. Con piccole pause. Ho detto prima che sono dei balconi dove mi fermo a fare le foto e a guardare il Torino. Forse la più bella città in Italia. Non dico la più bella perché anche altre città sono belle vicino al mare, o anche Milano che è più grande. Però Torino è forse la più grande città in Italia. Ciao. Vicino a una corona montuosa con neve. Milano anche è vicino a come grandezza delle città. Milano è anche vicino alle montagne, ma intorno di Milano le montagne sono più lontane e non così alti, e a volte senza neve alcuni. Sì, poi ci sono altre città più piccole, tipo Bolzano, Trento, o l'Aosta, che sarà forse la più bella città piccola vicino alle montagne, perché l'Aosta è proprio sotto il Monte Bianco. Guardate qui, dopo la curva era pericoloso di stare in strada. E mi sono fermato di nuovo. Tanto nessuno non vi paga se arrivate prima o dopo a Sassi. E poi nessuno non vi paga poi le medicine nel caso di incidenti, se non siete assicurati. Ma l'assicurazione a volte non vi paga perché vi trova qualche colpa sua. Tipo, qui non si può camminare perché è strada, non è una marciapiedi, e così
altre cose per non pagare i vostri danni. Guardate queste abitazioni vicino alla strada con delle scale e giardini piccoli. Sembra la Svizzera qui. Alcuni trovate dentro anche delle piscine, parchi, diversi alberi esotici. Camminando la distanza l'orologio lo conta un po' meglio, così quando arrivo in basso vi dico precisamente quanta distanza ha questa strada, proprio dalla Superga fino alla fermata a Sassi. Strada comunale di Superga è il nome di questa strada. Poi qua dipende dalla curva, se la vista è più grande andando a sinistra, allora spostatevi a sinistra. Poi adesso la vista a parte sinistra è un po' scarsa se arriva una macchina da giù. E dobbiamo spostare o su marciapiedi, che qui è proprio bruttissimo, o tutto a destra. Marciapiedi è bruttissima, ma la strada, guardate, questo pezzo nero è una nuova strada asfaltata. Che permette ai ciclisti
corridori, camminatori di salire più facile. Perché io per esempio con il ski roll quando la strada era brutta ho avuto proprio difficoltà di salire. Mi ricordo una volta che ho sceso anche. Ho sceso con il ski roll. Sui miei vecchi ski roll ho messo il freno e ho frenato fino in basso, fino al primo ponte, perché è iniziata la pioggia e io dal ponte ho preso un autostop. Un signore mi ha preso con la macchina, mi ha portato fino alla stazione di Pullman in basso. Ma mi ricordo come adesso quella giornata che ho frenato fino a quel ponte e il freno, ecco, si sente il trenino. Che sta scendendo. Dicevo, il freno era proprio rovinato in totalità. E quel freno mi ha costato più o meno 50 euro, poi la riparazione. E anche la gomma era rovinata tutta. Perché i freni o rallentatori sui ski roll non sono come sulle ruote della bici. Ma frenano proprio sopra la ruota. Il freno ha un'altra ruota piccola che non gira e quando schiacci si abbassa sopra la ruota dello ski roll e schiacciando così lo frena, lo sta fermando. E questa tocco una con l'altra crea una fregatura. Che rovina tutte le due parti, una del freno e l'altra la ruota. Così io dopo non ho mai sceso. Ecco, qui è la via 27. Si entra sotto questa ponticino del treno e guardate, qui c'è la via nella foresta che arriva alla Superga. Adesso torniamo sulla strada perché
non ho più bisogno di tornare alla Superga, ma devo tornare a casa. Poi magari una volta faccio il video con questa via di trekking. Il ponte si trova proprio vicino alla fermata, che in salita e poi che in discesa. Fermata Pian Gambino. Poi la via 27 gira qui a sinistra nella foresta e si arriva su Corso Casale. E già abbiamo 2 chilometri di camminata. E mi resta altri 2. Poi alla fine vediamo esattamente quanti sono. Perché questi orologi, più veloce che vai, conta peggio. È meglio contare i chilometri quando andate piano, camminando. Così il GPS prende meglio e dà una distanza esattissima. Parallelo con la strada c'è la via 28 che scende in basso proprio a Sassi. Anche se andate su 27 arrivate a Sassi, però poi dovete da Corso Casale camminare un po' sulla strada. Ma anche 28 arrivate sulla strada, però su questa strada della Superga. E arrivate dove già inizia una marciapiede un pochettino più larga di questi. Una non lunga distanza e siete a Sassi. La 65 arriva a San Mauro e poi 28 con 29 si incrociano, diventando solo una via insieme a 27.
e poi 28 con 27 si dividono. Come era la giornata di oggi, mi sono sentito più tranquillo come altre volte e ho pensato che se sarà così tutte le giornate. Si possa tornare oppure con i ski roll. Adesso vediamo che è aumentato il traffico. Però forse a settembre è così, ma in altri mesi qui trovate proprio di domenica proprio un casino, centinaia di bici e macchine che salgono e scendono. In Italia è normale, sulle colline, montagne, le strade così strette. Ho trovato alcuni ancora peggio. Alcuni pezzi, guardate, tipo qua, si possono allargare e fare marciapiedi. Perché guardate, qui c'è il bosco, il terreno di nessuno, che si può pulire un po' e fare una stradina per camminatori. Invece non lo fanno perché poi i camminatori preferiscono scendere nella foresta. Invece io preferisco scendere qua perché ho le scarpe leggere da camminata, perché quelli da trekking sono pesantissimi a portare 15 km nel zaino. E poi nella foresta scendere con la roba, ski roll, bastoni e poi zaino in spalle è abbastanza difficile. Preferisco sulla strada asfaltata.
Dietro il zaino ho messo il gilet giallo, così, e poi anche ho la maglia arancione, avete visto nelle foto. Così l'autista che scende o sale mi vede subito. Avete visto alle ore 7 quanta gente era? E quanta c'è adesso? Però comunque oggi è una buona giornata. Il traffico oggi è proprio scarso. Ne ho trovato dei giorni molto peggio. Quasi la strada piena di ciclisti e macchine. Abbiamo sceso ancora di una fermata. Alla fermata Villa Clara. E a Villa Clara suona l'orologio. Dicendo che siamo al chilometro 3. Chilometro 3. Fermata o questa ponte. Vi ricordate che siamo passati 2 ponti, uno in basso e questa lì.
però sono abbastanza vicini uno dall'altro. Oggi parlando sono andato un po' meno veloce. Arrivato su un po' sudato, ma meno stanco come quegli anni lì, forse sono più allenato. Perché con Ercolina a casa e poi anche con il ski erg la mia forma fisica non è abbassata, ma anche se ho 43 anni la mia forma fisica è come 10-20 anni fa. Come tecnica forse sono meglio perché più esperienza, più tecnica aumenta. Ecco, guardate qui il balcone che dicevo, però 10 anni fa questi alberi erano piccoli, adesso sono cresciuti e coprono la vista verso la città. Rimane un po' spostarsi e guardate lì in avanti c'è il Palazzo Grattacielo San Paolo, il Corso Francia. Non resto tanto perché siccome gli alberi coprono la vista. Quasi tutta la cartina è coperta. E allora non è da stare tanto. Ecco, siamo arrivati al secondo ponte. Come ho detto, non è lontano uno dall'altro, distanza di 400 metri. Volevo dire 350, ma ho guardato di nuovo l'orologio e mi dà già 400 metri. E dopo il secondo ponte c'è un'altra fermata. È la penultima fermata verso il basso.
Il trenino non sono sicuro, ma mi sembra che non fa nessuna fermata fino su. Questa fermata con nome Superga, però non vedo il nome della fermata, ma tanto per noi è uguale. Io il pullman o in su o in giù a Superga non ho preso mai. Una volta ho usato il trenino e il trenino non si ferma a nessuna fermata, da giù, da Sassi fino su, perché è un trenino turistico che porta direttamente alla Superga, così come mi ricordo io. Ma se voi avete dei dubbi, entrate su Google, cercate trenino Superga, Sassi Superga, e lì informatevi tutto, quanto costa, gli orari. L'altra volta, 2 settimane fa, sono salito con la mia amica sulla via 27 e poi sono passato la strada su 28. E siamo interessati in basso, un'andata costa, mi sembra, 6 euro. Poi fanno anche riduzioni ad alcuni, tipo studenti, pensionieri. Poi se prendete andata e ritorno, mi sembra costa 8 euro. 6 andata e 8 andata e ritorno. Però io non mi ricordo. Guardate voi da soli su qualche sito di informazione della città di Torino. Ecco, adesso cosa è successo? Che ho sentito la macchina, ma non l'ho capito da dove arriva, da basso o da su, perché la strada era così curvata che il suono
mi sembrava da tutte le due parti, però più mi sembrava che arriva da su. Ho voluto spostarmi a sinistra, ma poi il suono arrivava già da giù. E questo sbaglio poteva essere fatale. Mi fermavo in mezzo alla strada e sicuramente prendevo qualche botta. Ecco dove finisce questo palazzo di 3 piani. Suona anche l'orologio. Avvisandomi che siamo al chilometro 4. Guardate là il Torino Nord, il 7° torinese, zona industriale. Questa parte è così piena di alberi, piccoli e grandi, che non riesco a camminare sulla marciapiede. Gli abitanti non lo vedono. Stanno aspettando che si riempie tutta la strada con alberi e piante e poi li fanno pulire. Adesso la gente lavora nei palazzi belli e grattacieli, uffici, e nessuno non piace la natura. Ecco, solo ultimi metri la marciapiedi è come normale, è come nella città. Fino adesso è proprio un casino.
E allora tutti vogliono lavorare in uffici, invece i lavori di pulizia, è rimasto indietro, e allora c'è anche la probabilità di mancanza di operai in questo settore. Ho visto pulire più vicino alle autostrade. Sì, perché le autostrade sono più trafficate. Invece questi stradini in montagna specialmente sono lasciati stare, e alcuni abitanti da soli fanno pulire. Li stanno guardando da soli. Poi qui è molto difficile, specialmente guardate qua, a allargare la strada. Perché guardate, da una parte che dall'altra c'è il muro dietro quale c'è proprietà privata, e loro per nessun denaro non vogliono vendere la sua proprietà per allargare la strada, anche se serve anche a loro per uscire dai cortili, perché se la porta è subito in strada, come fai a uscire se c'è un traffico pazzesco? Perché queste vie sono costruite quando le macchine non esistevano, la gente andava con i carri, cavalli, e qui un cavallo, due ci stanno. Invece due macchine parallele a volte no. Poi le macchine di oggi sono grandissime. Ultimi anni hanno iniziato a fabbricare più piccoli, ma dopo gli anni 90 tutti sono impazziti a procurarsi delle macchine grosse e larghe. Però adesso la gente preferisce già le macchine piccole, e poi nella città anche quelli con motore elettrico.
Ecco, mi resta ultimi 100 metri. E guardate, fino adesso o salita o discesa non ho incontrato un pullman. E guardate adesso il primo pullman che va verso Basilica di Superga. Magari hanno fatto una cosa bella cambiando i pullman. Avete visto che questa pullman ha misure abbastanza compatti. È un pullman piccolo, forse è anche elettrico, con nessun danno all'atmosfera. Perché una volta qui passava i pullman normali come nella città. Ma siccome la strada è stretta e poca gente che usa, hanno deciso di mettere questi pullman più stretti. Una cosa buona. Magari nei prossimi anni allargano anche alcuni pezzi della strada. E finalmente siamo a Sassi capolinea. E da qui, da Sassi capolinea, io rimetto i miei ski roll e torno a casa con i ski roll nel Parco Valentino. Però siccome il Parco Valentino io ho già fatto tanti video, non lo voglio ripetere, e allora il video di oggi finisce qui. Spero che vi è piaciuto, e se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale. E una buona giornata, guardate YouTube, rimanete iscritto e arrivederci.